tra i tavolini di un caffè in piazza San Marco durante una rissa scoppiata tra camerieri e turisti, e a Venezia torna ad accendersi il dibattito sul basso livello di molti visitatori che arrivano in città. Confturismo attacca gli affitti brevi. Non può essere che si possano mettere a reddito turistico decine di appartamenti in un territorio grigio sotto il profilo fiscale e dell'ordine pubblico. Nessun fondo dal PNRR e più piani per il porto turistico che per quello industriale. Porto Marghera rischia di morire definitivamente, la denuncia e l'appello alla politica nazionale e locale della CGIL. Baby gang incendia il tetto della scuola media Petrarca di Borbiago di Mira, fuori uso un'aula, vigili del fuoco all'alba con i carabinieri e il sindaco, si indaga anche attraverso la videosorveglianza. La segreteria della CISL di Venezia propone all'ULSS Serenissima un serio investimento sull'infermiere di famiglia per prendere in carico i bisogni delle famiglie, risolvendo il problema delle liste d'attesa e delle visite specialistiche. Partono i lavori della nuova pista ciclabile che collegherà Mogliano a Venezia lungo il Terraglio, 2.400.000 euro per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti fino a Marocco. A Carpenedo pronti al via 3 giorni di manifestazione all'insegna della solidarietà per raccogliere fondi per la pediatria dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Iniziamo subito dal sondaggio di quest'oggi in vista di Ring stasera dalle 21:15 su Antenna 3. Il quesito che vi sottoponiamo oggi è: un anno di governo, Meloni promossa? Ricorrono proprio oggi, ricorre l'anno del 25 settembre, giorno delle elezioni nel 2022, e dunque per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690, e dunque l'esito del sondaggio lo vedremo poi questa sera nel corso di Ring. Ora andiamo alla cronaca. Calci e pugni tra i tavolini di un caffè in piazza San Marco, rissa tra camerieri e turisti, e naturalmente si riaccende il dibattito su quelli che sono gli ingressi in città. Queste immagini hanno fatto rapidamente il giro della città, riaccendendo il dibattito sul livello medio del turismo che attraversa Venezia. Perché mai finora si era assistito ad una rissa tra camerieri e clienti in un caffè di Piazza San Marco? Claudio Vernier è presidente dell'associazione Piazza San Marco, che raccoglie anche commercianti ed esercenti dell'area e gestisce un locale che si trova proprio di fianco al caffè in cui è avvenuta la rissa. È evidente che stanno accadendo delle cose nell'ultimo periodo che io, che sono veneziano e che ho 46 anni, non ho mai vissuto prima. Quindi è una città che inizia ad avere delle situazioni di pericolo che precedentemente non aveva. Al Caffè Chioggia preferiscono non commentare l'episodio. Il personale ci dice che può parlare solo il proprietario, che adesso non c'è. Ma in fondo la rissa tra i tavolini di Piazza San Marco, scoppiata pare per futili motivi legati all'uso della toilette, è un fatto che va oltre il caso specifico. Il luogo dove è successo lo rende unico, ma non è un evento isolato a Venezia. L'overtourism fa sì che le persone non siano serene, né chi la città la viene a visitare né chi in città lavora col turista, quindi è più facile che le persone arrivino a dei comportamenti sicuramente non adatti. Secondo alcuni, la rissa al caffè di Piazza San Marco è l'emblema del basso livello che sempre più spesso contraddistingue i suoi visitatori. E in effetti da un po' di tempo a Venezia se ne sono viste di tutti i colori. Un campionario di imprese che spesso viene definito di turismo cafone e che nei casi peggiori è anche sconfinato nei luoghi della Movida o a Piazzale Roma in materiale per la cronaca nera. Ma in una città finita negli ultimi anni con l'avere più turisti che residenti, controllare quell'immenso flusso di persone di ogni genere che costantemente attraversa calli e campielli e che con gli anni si continua a far crescere è diventata un'autentica impresa. Persone che si tuffano, persone che mangiano, persone che fanno la qualsiasi, e tutto ciò non è positivo per l'immagine non solo della città ma anche che l'Italia dà all'estero. Il vicepresidente di Confturismo Nazionale e presidente di Confturismo Veneto, Marco Michielli, è intervenuto sulle dichiarazioni del vice premier Matteo Salvini, che sugli affitti brevi ha difeso la libertà di decidere come mettere a reddito i propri beni immobili. La proprietà privata è sacra, ha detto Michielli, ma non si possono esercitare attività contrarie al pubblico interesse o lesive di altrui interessi. Nel caso di specie, ha spiegato, non può essere che si possano mettere a reddito turistico 2, 3, ma anche 50
50 o 800 appartamenti, costituendo un villaggio albergo virtuale in un territorio grigio sotto il profilo fiscale e dell'ordine pubblico, non soggetto alle più elementari normative di sicurezza dell'alloggiato. Andiamo avanti, nessun fondo dal PNRR e più piani per il porto turistico che per il porto industriale. Porto Marghera rischia di morire definitivamente, la denuncia arriva dalla CGIL. Più di 2000 ettari che possono ospitare attività industriali, commerciali e terziarie servite da canali navigabili, infrastrutture stradali e ferroviarie. Porto Marghera è stato il più grande polo industriale d'Europa, quando nel periodo di massima espansione, gli anni 70, contava circa 30.000 addetti. Oggi vive una lenta agonia che presto potrebbe essergli fatale, se, come denuncia il segretario generale della Filctem CGIL di Venezia, Michele Pettenò, la politica non prenderà provvedimenti immediati. Parliamo da accordi di programma mai rispettati. Doveva essere il momento in cui si doveva ritornare a parlare di chimica di base, invece stiamo scoprendo che i progetti che il Comune sta sponsorizzando rispetto a ciò che erano gli accordi fatti presso i vari ministeri parlano di altro. Anche Porto Marghera è vittima della monocultura turistica. Assolutamente sì, una delle nostre preoccupazioni da sempre era che in queste aree potesse privilegiarsi politiche diverse da ciò che era il rilancio dell'industria e di ciò che ha rappresentato il petrolchimico. La zona logistica semplificata, che doveva essere il volano di sviluppo del territorio, non è ancora stata attuata e nessuna delle risorse messe a disposizione dal PNRR, ricorda la CGIL, è stata destinata a Porto Marghera. Che cosa significa per la città di Venezia perdere il polo industriale di Porto Marghera? Perdere Porto Marghera e il polo industriale significa perdere cultura di ciò che è il mondo del lavoro. La nostra convinzione è che siamo riusciti in questi lunghissimi anni a scrivere le pagine più belle su ciò che sono i diritti del lavoro e su come un lavoratore deve apportarsi o rapportarsi all'interno di un polo chimico con tutto che è conseguente in termini di sicurezza e ambiente. La cronaca ora ci porta in provincia con una baby gang che ha incendiato il tetto della scuola media Petrarca di Borbiago di Mira. Fuori uso un'aula con vigili del fuoco, carabinieri e sindaco costretti a intervenire all'alba. Le fiamme hanno rischiato di mandare a fuoco la scuola media Petrarca di Borbiago di Mira e alzato una densa colonna di fumo dal tetto dell'edificio. A dare l'allarme verso le 5 del mattino ai vicini, allarmati dal forte odore acro che penetrava nelle abitazioni. L'alta temperatura del fuoco ha fatto scoppiare una finestra di un'aula e danneggiato parte del tetto. L'incendio è scoppiato nella notte tra venerdì e sabato. Secondo una prima indagine, i responsabili sono alcuni minorenni del quartiere. Quest'oggi gli alunni hanno comunque ripreso le lezioni con regolarità, dato che la struttura non presentava problemi di staticità. Solo una classe seconda ha dovuto trasferirsi al piano terra, dato che l'aula interessata dall'incendio rimarrà fuori uso per almeno un mese, il tempo necessario ai lavori di ripristino. I danni sono ingenti, oltre al tetto sono da cambiare tutte le finestre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i carabinieri ed il sindaco Marco Dori. I danni ci sono stati, poteva andare peggio, ma grazie all'intervento dei vigili del fuoco e al sistema antincendio sono stati contenuti. Le indagini sono in corso, i responsabili sono ancora da trovare. I carabinieri stanno facendo le indagini, noi abbiamo fornito le immagini delle nostre telecamere e se ci saranno sviluppi sicuramente verremo informati. A terra sono state trovate delle macchie di sangue, forse una persona è stata ferita dalle schegge di vetro quando la finestra è esplosa o nell'arrampicarsi per scavalcare la recinzione. Gli accertamenti sono ancora in corso. All'ingresso della scuola qualcuno ha dato fuoco ai fogli esposti nella bacheca, segno evidente che la struttura è da tempo bersaglio di una baby gang. Il sindaco Dori chiede a chiunque sappia o abbia visto qualcosa di farsi avanti con i carabinieri. Se fossero dei ragazzi che appartengono alla scuola? Beh, questo ovviamente non rende minore il danno. Quello che posso dire è che se proprio sono stati loro, a questo punto che lo dicano, si rendano conto di quello che hanno fatto, perché c'è sempre una seconda possibilità.
Andiamo alla politica ora. Il destino in Lega dell'assessore regionale Caner nelle mani del Consiglio federale del partito. Il caso Caner all'esame del Comitato di Disciplina e Garanzia del Consiglio federale della Lega, che dovrà decidere del futuro nel partito dell'assessore regionale finito insieme ai colleghi di giunta Giampaolo Bottaccina e Roberto Marcato nel mirino per le posizioni tutt'altro che in linea con quelle del leader Matteo Salvini, rese ancora più evidenti dalla decisione di non salire sul palco di Pontida. A rischio ci sarebbero la tessera da militante e pure le deleghe a Palazzo Balbi. Ma guardi, al momento io non ho avuto nessuna comunicazione, quindi insomma ne so quanto ne sapete voi. Io continuo a fare il mio lavoro, quello che dovevo dire l'ho detto. Giustamente sono un amministratore, ma mi occupo di politica da 30 anni, quindi è giusto che esprima anche il mio pensiero. Detto questo, una volta fatto, io sono già concentrato sul mio lavoro, ho tante deleghe, ho tanti impegni, stiamo lavorando per l'agricoltura, per il turismo, per un Veneto che sia più prosperoso. Se ho detto le cose che ho detto è proprio perché a me sta a cuore il Veneto, la provincia di Treviso in particolare, e quindi noi vogliamo vedere sul nostro territorio quelle opere importanti realizzate per far crescere, continuare a crescere questo splendido Veneto. A decidere sulla sua sorte politica non solo Salvini, ma anche il segretario regionale Alberto Stefani, con cui Caner è entrato in rotta di collisione, e il governatore Luca Zaia, che invece continua a gettare acqua sul fuoco. D'altro canto, ribadisce l'assessore regionale, non ci sono somme non versate al partito né la volontà di passare a Forza Italia. Quello che sto vivendo, ribadisce Caner, è semmai un attacco montato ad arte. Queste sono polemiche che sono nate, secondo me, da parte di qualcuno, diciamo così, create apposta. Infatti i nomi non si conoscono, si leggono sui giornali queste polemiche, ma nessuno si è mai palesato, il che significa che c'era proprio questa volontà di creare un po' di zizzania, forse perché sanno che io sono un po' eretico e dico quello che penso. Continuerò a farlo con il rispetto di tutti, la mia non è una battaglia personale nei confronti di nessuno, questo che sia chiaro, ma il mio compito da, diciamo, rappresentante anche della Regione Veneto è di tutelare il mio territorio. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta da studio per l'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo di sanità ora con la segreteria della CISL di Venezia, che propone all'Ulstra Serenissima un serio investimento sull'infermiere di famiglia. Infermieri di famiglia è la ricetta che come CISL di Venezia, assieme alle categorie pensionati della funzione pubblica e della FIASCAT, abbiamo identificato come una possibile soluzione per cercare di aggredire il problema delle liste d'attesa. A richiedere all'ASL 3 Serenissima un serio investimento sull'infermiere di famiglia per prendere in carico i bisogni dei cittadini è Dario De Rossi della segreteria CISL Venezia. Dopo la riunione tenutasi nei giorni scorsi presso la sede dell'ASL, dove si è fatto il punto della situazione su una delle voci più fragili del sistema sanitario locale, le liste d'attesa e le visite specialistiche. Ci si è resi conto da uno studio fatto dall'ASL che il problema dell'appropriatezza va a incidere molto sulle lungaggini delle liste di attesa e delle liste di galleggiamento. È chiaro che qui oltre alla sensibilizzazione degli specialisti, quindi medici di medicina generale e anche agli specialisti ospedalieri, si deve andare ad incidere in modo chiaro sulla popolazione, e l'infermiere di famiglia può essere quella figura che, appunto, stando nel territorio, stando vicino alle persone, può essere in grado di dare quell'aiuto, di dare quella parola per far sì che anche l'utente si senta comunque preso in carico dal Servizio Sanitario Nazionale. Si chiede di investire sull'infermiere di famiglia all'azienda sanitaria perché è in grado di offrire delle prestazioni sanitarie anche a casa. Apprezziamo il lavoro svolto dall'azienda sanitaria, anche se restiamo perplessi perché sì, si stanno riducendo le liste di galleggiamento, ma resta il fatto che per fare alcune prestazioni i cittadini devono aspettare anche molti mesi. Ciò comporta inevitabilmente che questi si rivolgano al privato, ma per chi non arriva a fine mese non resta che attendere. Quindi, a nostro avviso, un investimento su questa figura professionale che però inevitabilmente deve partire da cosa? Deve partire a livello nazionale, da andare a valorizzare maggiormente questa professione. Al via oggi invece i lavori della nuova pista ciclabile che collegherà Mogliano a Venezia lungo il Terraglio. Oggi è una giornata storica
per Mogliano, perché iniziano i lavori di un'opera attesa da molto tempo, e cioè la pista ciclopedonale che collegherà Mogliano Veneto al comune di Venezia. 2 chilometri di pista ciclabile che andranno a collegare il centro di Mogliano a Marocco, dove termina la pista realizzata lungo il terraglio dal comune di Venezia. Oggi al via i lavori che termineranno a marzo. Sono 2.400.000 euro, soldi PNRR, che coprono l'intera opera e che siamo riusciti a portare a casa, che siamo riusciti a mettere in campo rispettando delle tempistiche strettissime grazie agli uffici tecnici. Un'opera molto attesa che servirà per mettere in sicurezza i ciclisti, ma anche a valorizzare la storica via napoleonica, simbolo di Mogliano. Grande boulevard, infatti, verrà piantumato di nuovi alberi, nuovi platani che andranno a sostituire quelli che nel tempo purtroppo sono morti, sono stati tolti. Andremo anche a illuminare la strada con 56 nuovi lampioni e inoltre andremo appunto a mettere in sicurezza i ciclisti e i pedoni. La nuova pista verso Mestre partirà all'altezza di via Ronzinella. Il grosso del percorso sarà sul lato ovest del terraglio, lato dove verrà messo in sicurezza per i pedoni anche il tratto di strada verso il centro di Mogliano, attualmente molto pericoloso, con un percorso pedonale e 3 attraversamenti. Particolare attenzione anche all'aspetto turistico, visto che il terraglio si trova sul tracciato della Venezia-Monaco, molto frequentata da cicloturisti di tutta Europa. A loro saranno dedicate delle piazzole di sosta con pannelli informativi davanti alle storiche ville venete. Abbiamo cercato al meglio di dare un valore con la piantumazione di alberi, con l'illuminazione e con tutto quello che ci va dietro, sia di giorno per la viabilità di chi lavora e sia nella fase dei weekend per il turismo. Ora parliamo invece della Festa degli Angeli di Carpenedo, al via dal 30 settembre, la 3 giorni di manifestazioni per raccogliere fondi per la pediatria dell'ospedale di Mestre. Una festa straordinaria a Carpenedo nelle giornate del 30 settembre, 1 e 2 ottobre, aperta a tutta la città, ma dove i protagonisti sono i bambini. Tutto pronto per la Festa degli Angeli, la 3 giorni di manifestazioni in programma a Carpenedo, caratterizzata da socialità e intrattenimento, ma soprattutto solidarietà. Il raccolto sarà devoluto alla pediatria dell'Angelo e impulso a questa raccolta sarà una particolare discesa di alcuni supereroi acrobatici in veste di angeli dai campanili della chiesa di San Gervasio Protagio. L'evento si inserisce nell'ambito dei festeggiamenti diffusi nel territorio per il giorno di San Michele, patrono di Mestre, che ricorre il 29 settembre. La festa è rivolta in modo particolare ai bambini, è rivolta in modo particolare a coloro che accudiscono i bambini e con gioia noi volentieri cerchiamo anche di portare il nostro apporto per chi nell'ospedale all'Angelo sostiene queste iniziative. Perciò auguriamo un'ottima riuscita di questa iniziativa e vi invitiamo tutti all'inaugurazione al 30. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Ora le previsioni del tempo, a seguire come sempre l'edizione di Treviso. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Colpo di coda dell'estate che a quanto pare non vuole finire nonostante l'autunno sia ufficialmente iniziato. Sole e caldo anomalo dunque sul nostro territorio. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto la grafica di martedì 26 settembre evidenzia un ampio soleggiamento, cielo sereno o velato, precipitazioni assenti. Temperature di poco sopra la media stagionale, minime sui 13-19 gradi, massime tra 25 e 28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, cielo in genere sereno, tuttavia al mattino nel Tarvisiano saranno possibili delle nebbie che in giornata comunque si dissolveranno. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede anche in questo caso tempo molto soleggiato con temperature miti. Le minime infatti saranno comprese tra 14 e 17 gradi, le massime saranno invece sui 28-31 all'incirca.
Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.